Vinitaly 2023, il più importante salone italiano dedicato al comparto vitivinicolo, da poco chiuso i battenti a Verona con un bilancio più che positivo. 93.000 presenze con un ritorno di buyers e operatori stranieri che fanno ben sperare, registrando numeri pre-Covid. Tra le più importanti vetrine dell'economia nazionale, quello ospitato dal capoluogo scaligero non è solo il palcoscenico d'elezione per i vini, ma anche per i distillati italiani, sempre più apprezzati nel mondo. A dare nuova linfa al settore, senza dubbio la versatilità di grappe e gin nostrani che ben si prestano anche alla miscelazione. La grappa sta crescendo grazie innanzitutto a un investimento sulla qualità del distillato stesso, che ovviamente è cambiata tantissimo, ma poi anche il consumatore finalmente cerca identità nel distillato e nel cocktail che beve. E la grappa ne è ovviamente bandiera in questo. Sicuramente in Europa, ovviamente, la Germania e l'Inghilterra stanno sostenendo molto questa nostra attività. Per quanto riguarda la parte, diciamo, fuori Europa, gli Stati Uniti si stanno aprendo a questa idea di legame con un distillato così forte, identitario. Ovviamente anche il Centro America stanno belle soddisfazioni. Il mondo è grande, la grappa è una Cenerentola, pensate che in Italia produciamo 30 milioni di bottiglie, ma il cognac ne fa 160 milioni, il gin ne fa 600 milioni, quindi è chiaro che abbiamo tutto da fare, però adesso abbiamo le armi giuste, abbiamo anche i nostri giovani che hanno deciso che questo mestiere gli piace, la grappa è solo italiana, è un grande made in Italy, oggi abbiamo una grande competenza know-how che non è delocalizzabile, e quindi abbiamo tutti gli elementi per rimanere a fare questo mestiere qua per i prossimi 100 anni. Tra le novità acclamate a Verona anche il nuovo cocktail Vento, presentato da una storica distilleria del Trevigiano. Vinitaly per noi è come l'Olimpiade, e alle Olimpiadi si va per partecipare ma soprattutto per avere qualche medaglia. Per noi oggi quindi è una giornata di festa perché abbiamo presentato una grande novità internazionale, un cocktail fatto con la grappa che si chiama Vento, fatto chiaramente con una mia grappa appositamente distillata per questa soluzione, e con un grande barman che si chiama Samuele Ambrogi, che è un barman di fama internazionale, che ha vinto la medaglia del mondo e che per 2 anni si è cimentato a vedere se riuscivamo a fare qualcosa che potesse interessare dei cocktail internazionali, quindi di barman internazionali. Finalmente dopo 2 anni la commissione internazionale ha visto che la grappa può fare un grande cocktail e oggi festeggiamo questo risultato, grande risultato, la nostra medaglia d'oro con Vento, che è stata degustato per primo da Zaia e da tutti i miei clienti che hanno trovato una grande novità. Finalmente la grappa è stata in un cocktail. Qual era l'idea? L'idea era riuscire a far capire a tutto il popolo dei bartender, ma anche al popolo dei consumatori, che la grappa è un distillato che può essere miscelato senza nessun problema. Ecco perché l'idea di un cocktail abbastanza mainstream come è il concetto sour, con all'interno un twist veloce legato a un profumo di camomilla, quindi sciroppo al miele, profumo di camomilla, quindi un cordiale alla camomilla, spremuta fresca di limoni, che insomma ne siamo portatori e bandiere in giro per il mondo degli nostri agrumi, e ovviamente un DNA territoriale come è la grappa. Il nuovo cocktail a base di grappa è stato inserito nel prestigioso catalogo dell'IBA, l'International Bartenders Associations, punto di riferimento per l'intero settore. IBA è fondamentalmente la macchina alla quale tutti si rivolgono coloro che vogliono fare questo tipo di lavoro, e quindi è la patente di guida. E quindi vedere che all'interno di questi 90 cocktail esiste un cocktail a base di grappa apre le porte a tutto il mondo, perché non dobbiamo noi andare ovviamente a spiegare al canadese, all'australiano, all'americano che esiste la grappa, ma tramite questo contatto lui già capisce che la grappa si può miscelare, come il mezcal, come la cachaça, come tutti questi distillati che hanno forte identità, e questo è un aiuto molto importante per noi.